intorno ai 13-14 gradi alla vigilia di Pasqua. Vabbè, a parte questo tempo pazzarello, passiamo subito al nostro primo ospite della mattinata, che è il nostro vice capogruppo regionale Sonia Viale. Ciao Sonia, ci sei? Buongiorno, sì, ci sono, e un saluto a tutti gli ascoltatori. E dove ti trovi in questo momento, Sonia? Al Porto Antico di Genova. È una giornata un po' grigia, è arrivata la nipotina che è andata all'acquario e io la sto aspettando fuori, così diamo anche uno spaccato di vita familiare. Il nostro bellissimo acquario di Genova. Io devo fare però subito i complimenti alla nostra Sonia Viale, perché è stata eletta componente del tavolo della legalità della Liguria. Devo dire che è un argomento che Sonia Viale conosce molto bene, perché è un settore della nostra vita anche politica che ha avuto modo di seguire durante la sua carriera. Ecco, spiegaci un po', ricordo chiaramente che Sonia Viale è stata segretario di presidenza della Commissione bicamerale antimafia nella 12ª legislatura, è stato capo segreteria del ministro dell'Interno Roberto Maroni dal 2008 al 2010, insomma, quindi è una persona che ha anche tra l'altro predisposto questo, se vi ricordate negli anni scorsi, questo pacchetto antimafia che era stato poi trasformato in legge dallo Stato. Ecco, un incarico molto importante per la Liguria, dove ci sono infiltrazioni mafiose, diciamolo pure, perché fino a qualche anno fa si diceva ma in Liguria non ci sono, invece ci sono, in particolare l''ndrangheta, secondo quanto riferito comunque dalle procure della Repubblica. Sì, è così, ma quello che ci tengo molto a sottolineare è la capacità di reazione della nostra regione rispetto ai tentativi di infiltrazione mafiosa. C'è una grande capacità di reazione rispetto a queste eventualità, in quanto sono andate a buon fine alcune indagini importanti, anche con delle sentenze definitive, i vari clan sono stati circoscritti e quindi non c'è un allarme sociale, ma c'è un'alta attenzione e anche una capacità della popolazione di allertarsi nei momenti in cui possano esserci delle criticità. D'altronde poco tempo fa abbiamo letto che a seguito di un'audizione presso la Commissione antimafia il procuratore capo di Genova ha anche sottolineato una specificità, una novità, un minorenne coinvolto, è stata una rilevazione quindi anche da certificare rispetto a eventuali ipotesi di reato, ma un minorenne coinvolto da un clan mafioso, e questo è un qualcosa che ovviamente ha creato allarme, ma che sicuramente con un ordine del giorno che è stato anche approvato all'unanimità sarà in grado di essere verificato dal punto di vista delle criticità del tessuto sociale e attraverso il coinvolgimento e la collaborazione tra servizi sociali, sia quelli dei comuni che quelli della giustizia minorile. Ma tornando al tavolo della legalità, è un tavolo che è costituito da una legge regionale già nel 2012, quando io avevo la delega come assessore alla sicurezza, lo avevo convocato, costituito, è un tavolo molto allargato dove partecipano sia consiglieri regionali che l'università, il mondo delle associazioni dei commercianti, dell'industria, insomma un tavolo articolato dove vengono anche in qualche modo approfonditi tematiche che possono anche essere poste all'attenzione della politica da parte delle parti sociali. Quindi aver rinnovato la composizione anche in questa legislatura è importante. La delega oggi ce l'ha il nostro assessore Alessio Piana, che sicuramente saprà presiedere questo tavolo all'altezza della situazione, e io ne faccio parte come componente dei consiglieri di maggioranza. Quindi sostenere il contrasto alla criminalità e promuovere la legalità qui in Regione Liguria. Ti auguriamo buon lavoro anche in questo senso,
Ma passiamo subito cambiamo pagina totalmente e passiamo subito alla seconda tematica che volevo affrontare con te, perché sostanzialmente è passato un tuo provvedimento, una tua proposta in Regione Liguria per i cani che riguarda i cani abbandonati. Sostanzialmente saranno previsti vaccini gratis per chi adotta un ospite dei canili appunto genovesi e liguri. Ricordo che soltanto nel canile di Monte Contessa, che è il principale qui a Genova, nel mese di marzo gli abbandoni sono stati 17 e la struttura purtroppo è in difficoltà. Ecco, questa proposta viene anche, non soltanto perché tu diciamo hai un cuore verso gli animali ovviamente, ma perché il fenomeno del randagismo è piuttosto diffuso in Italia. Mi sembra che si stima circa 600.000 cani randagi e più di 2 milioni e mezzo di gatti che non hanno una casa e che vagano per le nostre strade in cerca di cibo, riparo, affetto. Sì, eccomi, sì, hai introdotto un argomento che sta molto a cuore alla Lega nella Regione Liguria. Tra l'altro abbiamo un assessore in comune con la delega qui a Genova, Francesca Corso, che ha proprio la delega su queste tematiche. Io me ne voglio occupare in Regione perché, a mio parere, si possono fare sicuramente delle ottime cose, perché diciamo gli animali di affezione sono un tema che è trasversale, serve diciamo in qualche modo per il decoro urbano, ovviamente togliere dalle strade i cani randagi eccetera, ma ha un valore molto superiore per quanto riguarda la capacità di stare accanto alle famiglie, alle persone anziane sole, la pet therapy. Il mondo degli animali di affezione è un mondo ricco, è un mondo che offre tante opportunità e devo dire che leggere che ci sono tutti questi abbandoni, io sono partita da un dato del canile Monte Contessa a Genova, e nel mese di marzo ci sono stati 17 cani abbandonati e portati in questo canile che è in una situazione di sovraffollamento. Molti dicevano, appunto i volontari e gli esperti, derivano anche dal fatto che ci sono troppe adozioni online dalle regioni del sud, adozioni che vengono fatte senza un accompagnamento doveroso, perché adottare un cane, ripeto, è per sempre, non può essere fatto così, è frutto di un innamoramento da una foto o da un momento in cui ti senti portato, ma deve essere una scelta di vita. E quindi è giusto rivolgersi ai canili, rivolgersi ai cani abbandonati che arrivano anche magari da storie brutte di abbandono e portarseli con un percorso appunto di conoscenza. E cosa ho chiesto all'assessore competente in regione? Che per facilitare le adozioni ci sia anche un percorso di gratuità in quelle che sono le vaccinazioni. Chi adotta da un canile in qualche modo può essere agevolato a sopportare le spese del periodo iniziale. E nel rispondere alla mia interrogazione l'assessore regionale ha declinato anche che grazie a delle risorse stanziate da questo governo, dove ovviamente la Lega ne fa parte, quindi merito anche alla componente Lega, verrà fatto un bando regionale per andare incontro a chi ha degli animali da affezione, e ho chiesto proprio di aggiungere una voce per chi decide di adottare un cane appunto da un canile. Ecco, direi che questa è veramente una bellissima iniziativa, perché insomma c'è uno sgravio per chi ha un cuore e adotta l'animale, ma giustamente come hai ricordato tu, bisogna ricordarsi anche che adottare un animale, in questo caso un cane, deve essere per sempre ed è un impegno e una responsabilità molto forte, perché non è che uno può prendere e riportare, addirittura abbandonare poi per strada un cane. Tra l'altro, Sonia, se posso aggiungere, il tema dell'abbandono degli animali è stato oggetto anche di un intervento del nuovo
codice della strada che ha seguito il nostro ministro Salvini, e ci sono un inasprimento delle pene per chi abbandona gli animali sulle strade, sulle autostrade, insomma, questo è sicuramente un fenomeno che deve essere affrontato sotto tanti aspetti. Benissimo il codice della strada, aiutare chi decide di adottare consapevolmente, ecco, questo è un modo serio di affrontare il problema. Va bene, e senti, io volevo fare saluti alla tua nipotina che è andata all'acquario, come si chiama? Così la salutiamo in diretta. Si chiama Atena. Atena, allora tanti complimenti e tanti auguri, spero che la visita al nostro acquario di Genova, il più grande d'Europa, sia, e anche il più bello d'Europa, sia stata di tuo gradimento. Atena, tanti saluti e un abbraccio sì, a tutto lo staff. E invito tutti a visitare Genova, che è una città meravigliosa, che si è rialzata e che offre tante opportunità di visita. Io ci tengo perché so che gli ascoltatori ci ascoltano da tutte le parti d'Italia, e quindi è bello anche dire questo. Allora ti ringraziamo, ti auguriamo buona giornata e buon lavoro. Ciao Sonia. Ciao. Grazie ancora al nostro vice capogruppo regionale Sonia Viale, che visita l'Acquario in diretta con Radio Libertà. Passiamo subito al nostro secondo ospite della mattinata, che è il nostro consigliere municipale centro-est, capogruppo della Lega in centro-est nel comune di Genova, e Edoardo Di Cesare. Sentiamo se Edo è già in linea. Ciao Edo, ci sei? Ciao Fabrizio, buongiorno a tutti, anche agli ascoltatori. Dove ti trovi tu invece in questo momento? In questo momento sono a casa, che è una mattinata di studio, perché tra le tante cose ogni tanto ci vuole anche il giusto tempo per studiare. Giovani leghisti studiano sempre. Passiamo subito al primo tema della mattinata con te, di cui volevo parlare. È un tema un po' spinoso che riguarda la sicurezza e in particolare gli abusivi che purtroppo spesso sono proprio nel nostro centro città, in particolare in Piazza De Ferrari, che è un po' il simbolo, con la fontana, e il teatro, il Palazzo di Regione Liguria, il Palazzo Ducale, è un po' simbolo della nostra città. Ecco, tu hai ringraziato la polizia locale, in particolare gli assessori, il nostro assessore comunale Paola Bordilli, perché sono intervenuti con controlli mirati sollecitati dai commercianti. Ecco, ci spieghi un po' com'è la situazione? Una situazione che era diventata preoccupante, mi sembra. Allora, sì, certamente Fabrizio, anzi io, come diceva adesso Sonia Viale, che comunque saluto, una grandissima amica, Genova è una città meravigliosa che si è rialzata, e noi come amministrazione abbiamo il dovere di comunque tutelare tutti i commercianti e i residenti da questo fenomeno dell'abusivismo e dell'illegalità. Purtroppo, come hanno denunciato alcuni commercianti che hanno delle locali sia tra De Ferrari che anche in una via principale che è San Lorenzo, il fenomeno dei venditori abusivi ormai era tornato nelle piazze, era tornato nelle nostre strade, e vedeva principalmente molte persone che andavano dai turisti. Ovviamente la vendita in modo abusivo permetteva di proporre un prezzo dei vari souvenir come le calamite o il portachiavi ai nostri turisti a un prezzo decisamente molto basso, che parliamo anche di €1. Questo ovviamente va a svantaggio di quei commercianti che comunque pagano le tasse, danno da lavoro, fanno dei sacrifici per portare avanti la loro attività, favorendo quello che è il fenomeno dell'illegalità. Noi siamo al governo a Genova ormai da quasi 7 anni. I primi 5 anni abbiamo avuto in mano l'assessorato alla sicurezza, e questo problema l'avevamo risolto, come anche per esempio il famoso mercatino di Corso Quadro vicino a Piazza Cavour a Porto Antico, che adesso è stato trasformato che prima era una baraccopoli, adesso è diventato finalmente, ormai già da 2 o 3 anni,
un parcheggio che è stata una boccata d'ossigeno per i residenti del centro storico. Quindi noi dobbiamo anche far capire che con la nostra amministrazione noi prendiamo i problemi e cerchiamo di risolverli. In questo caso... Ecco, senti Edo, scusami se ti interrompo, però oltre ai souvenir eccetera, si parlava eccetera, che ci sono stati degli interventi, dei controlli e anche delle denunce e dei sequestri da parte di materiale da parte della Polizia Locale di Genova, perché c'erano anche tanta merce con i prodotti falsi, con marchio contraffatto. Certo, assolutamente. Guarda, praticamente non appena abbiamo avuto la denuncia da parte di questi commercianti, insieme al presidente del mio municipio Andrea Coratù, ci siamo attivati con l'assessore comunale Paola Bordili al commercio, che assieme ovviamente all'assessore Sergio Gandino della sicurezza ci siamo attivati per effettuare dei controlli. Questi controlli hanno dato un risultato ovviamente positivo, perché abbiamo ritrovato ovviamente una presenza molto numerosa di questi venditori abusivi che, come dicevi te, hanno della merce contraffatta, ovviamente dei venditori senza licenza, e adesso invece abbiamo comunque, non è ancora stato completamente debellato questo problema, perché non si riesce ad intervenire, a trovare un risultato a breve termine, però sicuramente quei weekend che ne avevamo 15 o 16 in Piazza De Ferrari, adesso se ne troviamo 1 o 2 è già tanto. Comunque noi abbiamo la polizia locale, che ringrazio per il lavoro che fa tutti i giorni sul nostro territorio, che comunque presidia il territorio, la zona principalmente di De Ferrari, che non appena vedono la presenza di venditori abusivi, questi vengono comunque intercettati e sanzionati, ovviamente sequestrando la merce. E quindi non vengono più a vendere lì, perlomeno, almeno quello. Cambiamo pagina con Edoardo Di Cesare e parliamo invece, diciamo, di turismo culturale. Come sapete, a Genova ci sono i Palazzi dei Rolli, viene organizzata questa manifestazione, questo progetto che si chiama Rolli Days, e c'è stato un sì unanime alla mozione della Lega, presentata appunto dal nostro Edoardo Di Cesare, per valorizzare i nostri prodotti durante i Rolli Days. Ecco, spiegaci un attimino qual è questo intento, questa valorizzazione del patrimonio storico e culturale della città di Genova. Ma allora Fabrizio, cerco di sintetizzartela un po', perché ovviamente è un argomento ricco di varie strade che potremmo prendere, però cerco un attimino di fare un po' di sintesi. Allora, come hai detto appena, il nostro a Genova, ma specialmente nel mio municipio, che è il municipio centro-est, quello centrale, con più di 92.000 persone solo nel mio municipio, e ricordo che a Genova abbiamo 550.000 persone circa, abbiamo numerosi palazzi storici che rientrano tra l'altro nei Rolli, nei Palazzi dei Rolli, e come sito dell'UNESCO. Da noi attualmente all'anno questi palazzi che sono sia pubblici che privati, e ci tengo a precisarlo, vengono aperti al pubblico, ai turisti, e quindi non solo ai residenti, 2 volte all'anno. Questa apertura ovviamente porta molto turismo a Genova. Noi vediamo che durante questi weekend abbiamo un incremento molto massiccio del flusso di persone che arrivano anche da fuori, specialmente anche da fuori Italia. Poi noi abbiamo nel nostro territorio numerose botteghe storiche ed attività commerciali che comunque si differenziano per la qualità dei prodotti che offrono al mercato. E poi principalmente, ragazzi, noi abbiamo Genova, che si trova in una regione con prodotti enogastronomici molto importanti, che ci stanno appunto rendendo famosi in tutto il mondo, perché sono frutto di passione, di tradizione e sacrificio, come ad esempio i nostri vini, il nostro pesto, i nostri formaggi, i salumi, le nostre varietà ortofrutticole, le nostre infinite anche preparazioni culinarie,
abbiamo pensato di unire... non dimentichiamo la focaccia, perché la focaccia anche lei è molto importante. Ovviamente la focaccia. Inclusa la focaccia col formaggio. Assolutamente, hai pienamente ragione, faccio il mio occupo per non averla nominata. E quindi cosa abbiamo pensato? Di fare sintesi, di unire i prodotti gastronomici del nostro territorio e dall'altra parte i palazzi dei ruoli storici, come per esempio il Palazzo della Meridiana, Palazzo Nomellino, Palazzo Pallavicino, Palazzo anche Dobbia Pallavicino. Abbiamo fatto una sintesi cercando di proporre delle aperture straordinarie, quindi oltre ai 2 Rolly Day che abbiamo a Genova, di fare delle aperture extra dove all'interno e nelle vie limitrofe dei palazzi storici di Genova abbiamo le nostre botteghe storiche e produttori locali del genovesato che partecipano e possono sponsorizzare o vendere o fare delle degustazioni dei nostri prodotti territoriali. Quindi valorizzare il Made in Italy e i nostri prodotti enogastronomici territoriali attraverso il marketing territoriale. Quindi non andiamo a prendere le multinazionali o i grandi marchi, ma diamo spazio e visibilità ai piccoli e medi produttori che già presidiano sul territorio. Benissimo, mi sembra un'ottima iniziativa, speriamo che funzioni nei prossimi mesi, nei prossimi anni. Il tempo a nostra disposizione con te è terminato, ti auguriamo buona giornata e buon lavoro. Ciao Edo. Grazie Fabrizio. Buona giornata al nostro consigliere municipale capogruppo della Lega al centro-est del comune di Genova. E prima di passare la linea a Milano volevo esprimere a nome sicuramente nostro qui da Genova, dalla Liguria, ma credo anche da parte di tutto lo staff di Radio Libertà, le condoglianze alla famiglia di Franco Priano, che è uno dei padri della focaccia di Voltri. Celebre è un po' più particolare rispetto alla focaccia genovese, e purtroppo lui era l'ultimo dei tre fratelli che avevano fondato nel 1964 questo panificio, questa pasticceria meravigliosa a Genova Voltri. Quindi per il momento è tutto da Genova e dalla Liguria. Linea a Milano da Fabrizio Grazione. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. In 30 anni di attività ho avuto modo di vedere le cose più strane. Ho affrontato zombie, vampiri, licantropi, mutanti e spietati assassini. Ho vissuto le storie più assurde e le avventure più bizzarre. Ma la storia più incredibile di tutte è quella che sto per raccontarti. E questa è la mia storia. Ascoltate Movie Time con Vincent. Ogni sabato dalle ore 16.
Libertà.